Allora, tu hai appena detto l'Italia va male, però da quando con il federalismo cominceremo ad andare bene. Se con il federalismo, se fosse quello tedesco, quello svizzero, quello americano, sicuramente le cose potrebbero andare meglio. Ma quello che abbiamo qui è tutta un'altra roba, è come dire ho la Skoda, ma se avessi la Ferrari andrei meglio, ma noi abbiamo la Skoda, non abbiamo la Ferrari. Cioè, il processo riformatore di questi 150 anni, completato con questa riforma, dimostra che lo Stato italiano è inemendabile, perché quella riforma non cambierà le cose sostanzialmente da come sono adesso. E questo è il problema. Quindi ci vuole il Veneto indipendente. Allora, la Germania non è vero che è molto più ricca di noi perché conta in Europa. La Germania ha per esempio una spesa pubblica per dipendenti pubblici che è il 7% del PIL, noi ce l'abbiamo al 12%. La Germania ha un debito pubblico che è il 50% del PIL, noi ce l'abbiamo al 130%. Il problema è questo, è che l'Italia non sa gestire i soldi pubblici. La Germania non sa gestire i soldi pubblici e non c'è nessun modo per farglielo imparare. Bisogna